Burlesque Il segreto di Maria Gemma Bonanno. Questo racconto è un pezzetto della mia vita, un ricordo che è emerso per caso parlando di mio padre con mio fratello 2 anni fa. Non avrei voluto scriverlo, poi ho pensato che anche questa piccola storia fa parte della mia vita. Nel 1950 mio padre aveva perso il lavoro. Allora era molto difficile trovarne subito un altro e per tanto tempo ancora, circa 2 anni, restò disoccupato. Ci accompagnava ogni sabato da un'amica di mamma, una sarta bravissima. Mia madre, anche lei bravissima, aveva il compito di fargli modelli di carta e tagliargli i vestiti. Mia mamma il sabato chiudeva la sua sartoria e per guadagnare un bel po' di soldi si dedicava a questo. Vedevo mio padre annoiato e un po' irrequieto. E allora mi prendeva per mano e diceva deciso: Maria, porto la bambina a fare una passeggiata, e andavamo via. Un giorno prendemmo una traversina diversa e prima di continuare mi si inchinò davanti e mi guardò negli occhi dicendo: adesso andiamo in un posto dove ci attendono delle signorine, ma tu non lo devi dire mai alla mamma e ad altra persona e neanche a tuo fratello. Questo è il nostro segreto e deve rimanere nostro, nessuno deve saperlo mai. Sorrideva severamente. In quel momento capii che era una cosa molto seria. Mi sistemò il cappellino e il cappottino. Mi prese per mano e camminammo per un po'. Poi suonò un portone e dal balcone si affacciarono 2 signorine con i bigodini in testa. Erano bionde come il miele e secondo me bellissime. Appena salimmo, mio padre scomparve e io restai in un salottino tutto di velluto rosso, con i pasticcini e le signorine che arrivarono dalla camera accanto, portando caramelle e dolci di tutti i tipi. Mi fecero un sacco di domande, ma io ero confusa dal loro profumo così forte e dal loro modo di indossare vestaglie piene di boa dai colori rosa, giallo, rosso. Le loro calze di seta erano sostenute da reggicalze con giarrettiere di tanti colori. Erano delle signorine bellissime, piene di profumo, di talco, cosmetici che mia madre chiamava coti e non comprava mai, forse perché costavano tantissimo. Sì, lei si cuciva tutto, anche le giarrettiere, che erano nere e con i fiori rossi. Dopo queste visite, le signorine ci salutavano dal balcone, dicendo a mio padre: Nino, Nino, tornate ancora a trovarci. Subito dopo andavamo dal barbiere e dopo aver rasato mio padre riempiva anche me di dopo barba per nascondere il profumo di coti che c'era rimasto addosso. Andammo a trovare le signorine ancora qualche altra volta, ma poi mio padre trovò un nuovo lavoro e tutto finì. Mia madre non si accorse mai di nulla e il nostro segreto rimase tale.